Secondo lei c'è ancora speranza per il mondo? No. Allora, il funerale è alle 7, ti ho lasciato l'indirizzo dietro al biglietto. Ok. Ma tutto bene? No, che stamattina mi sono svegliato con un fischio alle orecchie. Io non sento niente. Sento, ho bisogno di un odorino. Ma sicuro? Le orecchie presentano la maggiore incidenza di infezioni, soprattutto in età infantile. Ah! Lei ha figli? No. Mamma, puoi iniziare col dirmi questo chi è? Nicolai è un artista. Io direi che assemblo emozioni. Con precisione, che cosa ti hanno detto al telefono? Che era morto, che eravate molto amici e ha detto che avrebbe voluto che tu ci fossi. La mi ha letta la Bibbia, obiettivamente. Ci sono delle parti che quando ogni tanto la leggo, per usare un eufemismo, non significano proprio un cazzo. Lavora con bambini? Faccio il supplente in un liceo. Quelli non sono bambini. Il professore è in casa? Mio marito stravedeva per te e anch'io. Pensavamo tutti e due che fossi un genio. Evidentemente ci eravamo sbagliati. Non sei una persona facile, lo sai. Ah no? Qui ci vorrà almeno una mezz'oretta ancora. Scarafaggi. Un inferno. Ha amici o parenti con bambini piccoli? Qualcuno, sì. Ed è solito prenderli in braccio, toccarli, strofinarsi con loro?